Ci sono alcune testate che soffrono, realtà che funzionano bene, un mondo che sta cambiando, il web, i social che invadono il mondo dell'informazione, quindi è tutto in divenire. È un mondo che anche l'Ordine Nazionale, l'Ordine del Veneto sta cercando di intercettare nel nuovo testo deontologico che entrerà in vigore tra qualche mese. È un quadro in chiaroscuro, ma anche in divenire, quello dei mass media del Veneto, influenzato inevitabilmente dall'espansione dei social network e dal rischio di un'informazione, nel migliore dei casi approssimativa, nel peggiore non vera. Il sindacato si augura che ci sia un intervento normativo a tutela dell'informazione di qualità, un'informazione che sia tempestiva, verificata, bipartisan e il più possibile corretta. Serve un contributo anche da parte delle istituzioni. L'argomento è stato all'ordine del giorno nell'incontro di fine anno in Consiglio regionale. Non tutta l'informazione è uguale, non tutta l'informazione segue quella che dovrebbe essere la regola alla base della diffusione di ogni notizia. Va tutto verificato, questo distingue l'informazione professionale e di qualità dal chiacchiericcio e da quella pioggia di informazioni non verificate.